Apertura virgolette. Non può piovere per sempre. Il nuovo corto di Alfio D'Agata. Di principio non credeva più di tanto. Pensava a solita storie quartiere, rione. No, è vero. Poi, mentre di giorno fa giro per cerca lavoro, dinar, cerca e incontra di Sarago. Bella Sarago, giravoce che organizza colpo te. Non mi risulta. Sarago fatto così, certa volta sembra proprio pesce fracico, visto nome di lui. Poi quando me ne aspetta, ecco Guizzo di Sarago. Forse però era meglio per tutti seguire Guizzo di Sarago, visto che da ultimo litigava tanto, troppo. Perché tu non capisci nulla. Ti sei sempre preoccupato del tuo tempo. Tempo inutile! Perché tu prendi e non dai mai. In 6 anni non hai costruito niente. Sei un palloncino in balia delle correnti. Sei una comparsa senza copione. E dopo tanto covare e dopo tanto riflettere, di Sarago deciso che uovo era pronto a schiudere. Se ho capito bene, vorresti una sorta di benedizione. Chiamamolo pure uno beneplacito. Vuoi essere spiegato come si fa, come non si fa? Ma perché mi hai pigliato? Pure un dei campani, puto a scuola! La riconoscenza è sempre bene accetta. Geniale. Ma mi sei pure simpatico. Sarà forse per il soprannome che porti. Guagliù, tu con me hai vinto un super enalotto. Geniale. Andiamo danza. Ah, non è successo niente a papà. Non è successo niente. Guagliù, mo vattene. Yuri ti darà l'occorrente. Infanzia di piccolo Sarago non è stata normale. Papa di lui, Italo, verso 30 anni decide tentar fortuna, soldino estates, ma di lui persa tracce. Forse morto in Chicago. E piccolo Sarago, aiutato racconto di mamma, pensa e fantastica figura di papa, cosa che mai smette di fare. Lo so che non è una bella idea, non è per niente originale, poi sicuramente non è quello che un padre si aspetta da un figlio, però arriva un momento nella vita dove uno, non lo so, deve fare delle scelte. E io, papà, mi sento che devo fare qualcosa, perché sennò scoppio. Ma hai mai pensato alla psicoanalisi? Cioè, tu non hai mai superato questo trauma legato a me. Con Gilda proprio non va. Non è come con te, lei non mi capisce, litighiamo sempre, mi sta sempre addosso e alla fine mi sembra di soffocare. Ma non cercare di capire le donne, tu fatti un amante. Ti dico che funziona. Mi sento proprio meglio adesso, sai? Sì, perché è bello che con te posso parlare di tutto tranquillamente. Papà. Figliolo, ci sono tante cose che non ti ho detto in questi anni, ma da queste parti ci sta una buona pizzeria. E in altro quartiere, non di troppo distante, tale di Corvo è amico di lui, tale di Clone, mentre passeggiano, architettano e pensano. Perché parliamoci chiaro, se qui non famo niente le cose non cambiano. E per quanto io mi possa chiamare Corvo, le ho piene le ali da sta monotonia. Guarda, sfondi una porta aperta. Cazzo, questo è il mio quartiere. Dove abito, dove sono cresciuto. Qui tocca accelerare più degli altri, varcare i confini, quei confini che è proprio la società che ci propina, perché ricordate una cosa, è sempre colpa di sta cazzo di società. Guarda, può darsi pure che siamo noi a capirla sta società. Oh,
Ma da che parte stai tu? Ma dalla tua che E c'è? allora? Ma secondo me non è un discorso di noi contro loro. E invece è proprio questo che tu non hai capito, vedi? Questo che non capisci qua. E questo è il discorso, noi contro loro. Sì, ma sta cosa che ha architettato mica mi sembra tutta sta svolta. Un po' un parrucchiere per di più. Beh, un parrucchiere. Parrucchiere, bello bello tutto per noi. Oggi i parrucchieri sono meglio dei banchi. Meno sistemi di sicurezza e più sordi. E poi, scusa una cosa, dimmi un po'. Ma sei stato proprio te a parlarmi dei parrucchieri e da sordi? Non è che stare pensando al fratello della sorella di mia cugina. Di mentre un parucchio senza di nulla sapere. E lui che ha fatto? Oh Tony, ma cosa vuoi che abbia fatto? Naturalmente mi ha invitato a salire. E tu? Ma io ho rifiutato, cosa credi? E allora? E allora, ci sentiremo prima o poi. Tanto se gli interesso, qui deve tornare, eh? Mangiatrice di uomini! Ecco cosa sei. Ma cosa dici mai, va? Ah, questi uomini di oggi, Tony? Non sono più quelli di una volta. Ha detto bene, signora, non più quelli di una volta proprio. Anche se non ho mai ben capito quelli di una volta com'erano. Però sicuramente questi di oggi non mi piacciono. Sembrano sempre scappare in continua fuga. Sì. Di corva e di clone va verso di bisca, ormai tosti, cazzuti e forti del loro destino, ma bisognosi anche loro di grande benedizione. Voi venite, chiedete. Qui, prima di tutto, bisogna sapere come si sta al mondo, che è un'arte che pochi sanno fare. La vita rappresenta tonalità alte, altissime. Guai impostare cose dal basso. Sto solamente guai. Chi lavora con me, anzi, chi sta con me, deve pensare alto, anzi, altissimo. Geniale. La ricchezza è quella di spirito. E poi giustamente, poi c'è il destino. Chi nasce comparso muore. Ma pure la comparsa deve fare! Bene, te la devi godere! Io le ho davanti! Voglio, io vengo. Io vi darò l'occorrente. Ma prima! Inseriscimi la mia droga naturale. Schiaccio te! Proprio prima di colpo, Gilda decide di dare grande scossa, suo rapporto e suo compagno. Ma non dimentica riflessione personale. Giusto tempo di capire. Non ha senso continuare così. È inutile prendersi in giro, fare finta che la barca va. La barca sta proprio affondando. La nostra fiamma non fa più luce. Più luce, non fa. Gilda, mi vuoi dire qualcosa? Eccola, vedi? Per esempio questa tua superficialità, io non la reggo proprio! Dove vai? Dove stai andando? Noi dobbiamo parlare! Fermati! No, basta, tu non puoi continuare così. Tu non puoi continuare a fare finta sempre di niente, devi parlare! Apri! Apri questa porta! Che c'è? Dimmi. Cioè, secondo te tu mi ami? Io ti amo, cioè ci amiamo. Vuoi coniugare tutto il verbo amare? No, vabbè, basta. Basta. Dai, stavo scherzando. È che questo è un periodo un po' così, ma passerà. Gilda, ti fidi di me? No. Passerà. No, non passerà. Sono 6 anni e non è passato niente. Io non sono affatto tranquilla. Non ce la faccio più. Ti rendi conto che il nostro rapporto non ho più colla che tenga? Lo capisci? Lo capisci almeno questo? E poi guarda come hai cominciato. Cambiati questi vestiti, tagliati questi baffi. Ma che vuoi fare la stessa fine di quel fallito di tuo padre? Oh! No. Non parlare di mio padre. Non ti azzardare mai più a parlare di mio padre, capito? Tu capisci sempre tutto, eh? Gilda capisce sempre tutto, tranne me, però. Basta. Prendiamoci una pausa di riflessione. Ok? Sì, fai come ti pare. A fare cosa difficile, perché cosa sempre difficile diventa, mette anche antico amore di tenore canterino per Gilda.
Amore che tanto di tanto sembra ritornare. Tu mi visiti vero, come l'era che doso. Solo tu ci mancavi oggi. Ma che ho lasciato la porta aperta? Ma stai cadendo sempre in porta aperta. Tenore oggi non è proprio aria. In testa c'è una giostra. Ma puoi capire, solo io ti posso rendere la donna più felice di questo mondo. Lui sta sul biglietto. Perché mo sto biglietto? Un biglietto vincente la lotteria! Tu mi fai arrezzare a me! Tenore, basta! Tu mi fai arrezzare a me! Tenore, ho lasciato la porta aperta, vattene! Vattene! Povera una mala femmina! Femmina! Così femmina! Bisogna cavalcarla, no? Leoni, non minchioni. Sangue freddo. Ecco quello che ci vuole. È vero, pa? E poi, che corpo sarei? Allora vincere! Tanto la vita è un attimo. Ma che ne sanno le donne, eh? Cogliere l'attimo è più corto di così non si può. Ma che vai a dire? E questa dove andrà? Davanti o dietro? Guarda come sto. Finalmente, signor tenore. Bello sto posto, molto carino questo posto, molto. Ah sì, Carino, e allora? calmati, abbattiti un poco. Ma sì, ma io calmati, ma io non è che posso, che poi tutta la gente che io... Ma come finivo? Piccolo corvo, il piccolo clone, aveva punta in spiazzo che loro conosceva. Puntuale, raccomando. Ma nell'aria c'era puzza de sola. Caro corvo, non storcere le ali per il caro. Abbiamo condiviso tante cose, ma questa mi sembra proprio troppo. Anzi, mi sembra proprio una stronzata. Porca miseria, non c'entra, oh. Arriva solo fino a stro. Sti cazzi, capirà. È sabato, virgola. Giorno di tanto soldino per Tony. E mentre di lui prepara per chiudere, qualcuno aspetta di buon momento. Qualcuno che chiama opera sua Salto di Sarago. Ma di domanda è questa: di Salto aiuta Sarago o di Sarago aiuta te saltà? Tony. Tony. Ah, sì. Oh. Allora, tu davvero non ti sei accorto di niente? Ma di che mi devo accorgere, scusa? A parte l'ottimo incasso di oggi e le 4 chiacchiere con i clienti, mi sembra un sabato al phon, come tutti gli altri, no? Sì, no, però io dicevo, non di oggi. Parlavo così, un po' più in generale. Sì, in generale. Beh, in generale ti dico che se continua così aprirò un altro salone, e poi ancora un altro, sì. E poi una grande catena, eh? Tony, prova a fare paragoni, eh? Mi piace il senso della sfida, capisci? Provocare la cliente, non rimbambirla con le solite promesse. Sì, infatti, però io parlavo di me, di Tony. Tony? Oh. Di noi due. Ah, sì. Vabbè, ma non preoccuparti, Gilda, tu potrai scegliere il salone che vuoi, eh? E lì ci troverai me. Anzi, sai cosa ho pensato? Ho pensato che ad uno di questi saloni metterò come sottotitolo proprio il tuo nome, eh? Con la partecipazione straordinaria di Gilda. Che ne dici? Tony, io non parlo di saloni, parlo di amori. Ah, tu... Ma non è stato tempo di conoscere la reazione di Tony, perché piccolo Sarago stava espiando tutto momento. E De Sarago deciso che quello era carpa di Diem, anche perché Gilda era pur sempre donna di lui. Geniale! Calmi tutti, bastardi! Questa è la rapina! Sì, facciamo tutto Marinato! Sì. Calmo, ragazzi, calmo, pensa a quello che fai, che sei ancora in tempo. Sta zitto, bastardi! E c'ha la stronza di chiudere la bocca! Non ti preoccupare, che tra un poco sarà tutto finito. Fai quello che ti dice. Ecco appunto! Allora dile di darmi tutta la grana! Marinato! Fermi tutti i bastardi, questa è la rapina, sono le mani! E tu che cazzo sei? No! Sparisci!
Forse non hai capito che è questa! Questa è una rapina! Cioè, non mi mai... È mio questo marocchino! E non vedere un altro! Un altro? Ma dove cazzo lo trovi un altro adesso? Oh! Fermo! Stronzo! No! E ma basta! Come ti permetti? Chiedile subito scusa! Adesso ti sei tagliato sti baffi. Vattene! Senta, no, e ora basta, eh! Ora le palle mi sono fatte! Zitto! Mi sono rotto le palle! A Sarago ci è nata male. Per quelli come noi non ci sta proprio un cazzo da fare. Geniale! Stop! Ricordati quando devi buttare la stecca, non troppo forte. Qui, prima di tutto, bisogna sapere come si sta al mondo, che è un'arte che pochi sanno fare! Devo dire che da ieri sera oggi è quella che hai fatto meglio. Ma lo cacciato via pure dall'alto, non ti interessa, capito? Cucina il facciarosto là. Chi è lui? Il mio assistente. Ah, beh. Anzi, più che assistente, non è che più assistente, però siamo un tutt'uno. Ma perché mi fate? Pure vedere campagna? Gilda capisce sempre tutto, tranne me capisce. Voglio fare la soggettiva del magazzino che cammina verso il set, così io continuo qua. Stavo cascando per guardare. Non è vero, però. 4 per terza. E mo cazzo Donald? Fermo! Stai zitto stronzo! Hai detto la stronza di chiudere la bocca! Oddio! Andatene! Sta zitta, stronza! Voglio, guardate qui. Siamo che la cazzo. Capito? Io ne devo davanti! In mezzo alla piazza, con un scudetto da Roma, poi lo fa un monologo. Motore! Basta morto! Adesso, cari, sta un po' stretto, però va bene. Ma una commossa dove fa? Bene, te la devi godere! I conti di Alfio che di parola corto c'hanno solo il nome, tutto il resto è lungo. Mi è piaciuta come scelta. Yuri, era l'occorrente. Ma prima! No, ora le palle mi sono rotto! Schiaccio te! Il posizionale centrale può avanzare, poi cerca ancora Piero. Dai, a botta, la saraga, dai. E allargato molto sulla Altri auguri. Auguri, Alfio! Sono lungo adesso. Cosa devi fare bene? Stai fuori, stai fuori! Silenzio! Azione!